Ciao a tutti, oggi prepariamo il gatto di patate. Gli ingredienti sono patate lesse, prezzemolo, formaggio, uova, salame, burro, parmigiano e pecorino grattugiati, sale e pepe, pane grattugiato, noce moscata. Pelare le patate bollenti, quindi schiacciarle ancora calde con il passapatate. Aggiungere il burro a dadini in modo che si possa sciogliere e mescolare bene. A questo punto sbattere leggermente le uova e aggiungere al composto. Unire anche il parmigiano e il pecorino grattugiati e mescolare. Unire un pizzico di noce moscata, salare, pepare e proseguire a mescolare. Poi tritare il prezzemolo finemente e aggiungerlo alle patate. Affettare la metà del formaggio e tagliarla a dadini. Quindi aggiungerli al composto di patate. Fare la stessa cosa con il salame. Unirlo al composto e mescolare bene. Disporre metà del composto in una teglia e coprirlo con il formaggio e il salame rimanenti. Livellare bene il gatto di patate, spolverizzarlo con un po' di pane grattugiato e cuocere in forno già caldo a 180 gradi per 40-45 minuti. Ed ecco, il nostro gatto di patate è pronto.